c'è il signor Litterio, lo richiamiamo insieme al mio 3, tutti e tre, un Litterio forte, me lo fate? Magari facciamo una cosa, al mio 3 fate partire un Litterio Scalisi strappandovi i capelli. È giusto, visto, a me piace che capirvi non navi più da tempo però. Vabbè, casomai ne strappi un ciuffo alla persona che c'è dietro. Vabbè, allora ci siamo al mio 3 tutti insieme. 1, 2, 3, Litterio Scalisi! Eccolo qui. Signor Litterio, allora, poi la vedremo con Toti e Totino, però sono curioso di capire, la partenza per il mare, come sempre, è stata catastrofica, devastante e catastrofica. Poi, alla per fine, fortuna, siete arrivati a mare. Siamo arrivati al mare. A che lido siete andati? Ne siamo andati in questo lido che si chiama Lido Mare Blu, o del colore che vuoi tu. Scusi, a Catania, a Ragusa, a Trapani, a Palermo, insomma in Sicilia ci sono tanti lidi importanti, c'è un mare bellissimo, a Noto c'è un mare meraviglioso. Questo come si chiama? Lido Mare Blu o del colore che vuoi tu. Perché ci sono te cangianti, dove il mare diventa verde. Allora hanno giocato sul colore del mare. Sì. Tutto è andato bene fino a quando mio cugino Alfio, non potendo fare un bagno, perché era rimasto senza salvagente, e si dice come si chiama? Un pediluvio? Un pediluvio. Un pediluvio, si è lavato i piedi in maniera più, diciamo, a concia. Si è messo coi piedi a mare. A mare? Nella rosa, magari i cozzoli nesce. Io ho visto i purpi nescere che era anche camminare sopra l'acqua. Ma perché cosa? Inquinavo il mare. Per lo schifo che facevano quei piedi. Ha inquinato il mare. Nesce, disgraziato, nesce. Mentre stavo uscendo andavo a spiaggia perché incontravo un altro da paesi, perché è un lido dove ci andiamo tutti quelli del paese. Ah, tutti quanti andate lì, quindi vi ritrovate. Quindi, oh ciao, che stai? Come si dice? Alfio aveva avuto la sorella, la sorella di mio cugino Alfio, che si era operata proprio 10 giorni prima, che ci aveva avuto, usate un coccio. Un goccio. Un coccio quando coglie. Sì, io lo so cos'è. Non lo so se lo sanno anche altri. Lo sapete che è un coccio? Lo sapete cos'è il coccio? Non lo sapete? No. Che ignoranza si sta mangiando. È lei che è troppo greve, lei è greve. Dicasi coccio. Dicasi coccio. Quella forma che ti unghia una parte della carne del tuo corpo, come una specie di cratere di l'Etna, tutto rosso attorno, che si gonfia nella parte centrale, c'ave come il cratere che ci fa la materia. Esatto. Ci fa la materia. Che unni ce l'aveva sto? Dove ce l'aveva? Che si può chiamare magari craunghio. Craunghio, certo, così è più bello. Chiamare, ecco, craunghio forse qualcuno. Giusto, unne. Dove? Vabbè, là. Craunghio. Là. Del culo. Io stavo cercando di mantenere il livello alto e lei subito. È terribile perché non ti puoi sedere, non ti può fare niente. Però si è operata, ci hanno fatto. Perciò questo paesano che mio cugino Alfio ha incontrato gentilmente, perché si informava, dice come è stata tua sorella, dice solo che è stata ricoverata all'ospedale, dice che cosa aveva? Alfio, signora Rosa, senza russure in da faccia, senza educazione, perché ci fa no, mia sorella tutto bene, dice aveva un graunghio un do culo. Madonna, non si in fa. quel lido, ma non è fine, non è lido, c'era una raffineria che non te lo puoi immaginare. La raffineria, come io chiamai e ci disse disgraziato, vieni qua, non parlare, disgraziato. Dice, ma quello mi ha chiesto l'informazione di mia sorella, ma no che ci dice in graunghio. Non si dice, non è garbato. Ma scusa, al massimo ci devi dire che aveva un graunghio del deretano. Del deretano. Che è più fine. E tu dici, ma ce l'aveva un documento. Ma non c'entra! Così si chiama. Così si chiama, così si dice. Basta, io ci tornavo, niente, allora come ti stavo dicendo, dice ora è tutto bene, dice, è stata dimessa, ora è a casa, e chi dice, ma fu una cosa grave, dice, è stata una cosa grave, certo, dice, che vuoi, sembra in graunghio, allora se io ero a 20 metri con taleava, sembra in graunghio, si girava e mi fa Litterio, come si chiama un culo tesoro? È tutto il lido. Non è possibile. Guardi, noi cerchiamo, io sono arrivato all'ultima puntata di questa 18ª stagione e cerco sempre appunto di dare a questa trasmissione che un livello un po' più alto alla fine. Non è come lei, signora Rosa. Come sono io? Lei è raffinato, lei è un'altra cosa. Io che presentatore sono, lo dica. Lei no, perché davanti, lo posso dire davanti a tutto il mondo, davanti ai sindaci presenti. Lei è un presentatore superfluo, per davvero.
Io quello che mi dico sempre, perché io mi guardo la televisione, ora è 2 anni che non si vede niente. No, adesso stiamo ritornando. Stiamo ritornando, del resto, ci siamo. Il canale numero 10, sì. Mi vedo questo canale 5, sì. Rete 4, sì, Rai. Rai, sì. Ma che presentatori ci sono, Carusi? Non lo so. Ma ci sono un pugno di cretini. No, non lo dico, non si dice, non è vero. Che io dentro di me penso, ma cretino o più cretino? E io non so buono picchiare. Ma io ancora stavo pensando. Scusa, io stavo pensando che lei volesse fare un ragionamento particolare. Allora, intanto non è così perché ci sono tanti bei professionisti. E poi, ma perché? Vabbè, lo lasciamo stare, vabbè, si vada a preparare. Sì. Anche perché noi ci prepariamo invece, diciamolo Enrico, ringraziamo, poi lo faremo anche alla fine della serata, il pubblico che ci segue, che ci ha dato veramente un affetto straordinario e sempre crescente, e ci prepariamo a fare una bella estate con loro. Loro dicono sempre, signora Rosa, quando noi ce li incontriamo nelle piazze, dicono quanto noi siamo importanti per loro. Devo dire che è una cosa bellissima. Quanto ci vogliono bene perché siamo importanti. Certi dicono, dopo una giornata di fatica, di lavoro, di contrarietà, arriva a casa, ad una televisione, ma forse loro non si rendono conto di quanto voi siete importanti per noi. Assolutamente, indispensabili, fondamentali, lo so, ha ragione. Pensi che se tutto ciò non ci fosse noi non saremmo neanche qui, e vorrei che lei sottolineasse una cosa che le ha detto davanti a me un nostro telespettatore che ci ha incontrato per strada, un nostro telespettatore che ci vede ogni sera, che ci ha dato quasi tutto. Che le ha detto? Ci aveva detto tutti i colori, non mi ricordo. Quello che le ha detto tutto. Certo, signora Rosa, a noi tutto ci possono togliere, ma noi il pubblico no, perché senza il pubblico noi altri domani al mattino ne visto meglio a travagliare. Sì, ma questo... Quello del mangiare, se lo ricorda? Questo è importante pure. Questa è una testimonianza di affetto. Questa è una testimonianza bellissima, che adesso ci è arrivato. Siamo scesi dopo un mino per entrare a teatro e c'era uno che ci aspettava. È vero. E appena mi venne incontro con la mano tesa e mi acchiappava la mano, ma stringivo e mi disse, guardandomi negli occhi, signor Litterio, a lei solo a mangiare non ci hai dato, ma ogni sera è a mia casa. Ecco, è una cosa bellissima. Grazie di cuore.